Pubblico delle grandi occasioni a San Rodia, lo scorso sabato 8 febbraio il Carbonia si è aggiudicato la Coppa Italia Regionale Eccellenza. Al Carbonia, ma voglio fare i complimenti anche a lui per quello che ha fatto oggi e quello che sta facendo in questo campionato. La vittoria 1-0 sull'Atletico Uri porta la firma dell'atteso bomber Meloni che si è fatto trovare pronto sull'assist chirurgico di Sariang. Grande fatica, onore agli avversari che ci hanno fatto battaglia fino alla fine, partita durissima, un episodio della sbloccata. Siamo stati bravi a non prendere gol e complimenti all'Atletico Uri. Gli uomini di Marongio portano dunque a casa l'ambito trofeo e l'accesso alla fase nazionale. Arrivavo da 2 finali perse, anche oggi l'abbiamo sudata. Però una grandissima soddisfazione vincere contro un'ultima Uri, ci ha fatto soffrire fino alla fine. Adesso ci godiamo questa vittoria un paio di giorni, poi ci rifaremo. Ogni tanto bisogna festeggiare, sono il primo io che non festeggio mai, adesso mi devo godere questa vittoria. Dopo una gara combattuta fino all'ultimo, decisivi gli interventi nella ripresa del portiere bianco-blu Fortuna. Sta bene in settimana e quindi una vittoria che ci dà morale anche tutto. Insomma abbiamo un'altra opportunità per poter fare il salto di categoria e ci proveremo. Diamo una mano tutta la Lui è il mister infatti. Qui ci diamo una mano e cerchiamo di lavorare al meglio per arrivare alla domenica e fa bene. Fortuna che ha permesso alla squadra di tenere il vantaggio e al capitano Angheleddu di poter sollevare in alto la coppa, consegnata dal presidente del comitato regionale Sardegna Gianni Cadoni. Hanno portato i miei compagni oggi una partita di sofferenza assoluta. Sapevamo che eravamo davanti a un avversario difficile, di qualità, fisicità, abituato a giocare le finali che purtroppo per loro sono andate male. Ne hanno fatto 3 in 4 anni e noi ci tenevamo a mettere un tassello in questo cammino fatto col Carbonia quest'anno. Sarà faticoso e stimolante perché ci andiamo a confrontare con realtà del continente che ci metteranno alla prova, ci faranno capire a che livello siamo. Una dedica alla mia famiglia che oggi è qua, c'è mia figlia, la mia compagna che mi sono vicini, i miei amici che sono venuti a sostenermi. Sto qua. Un conto in sospeso con la Coppa Italia per Giuseppe Meloni. Un anno fa, infatti, a Monastir, con la maglia del Muravera, il bomber aveva visto sfumare il sogno contro la Nuorese. Segnando il gol partita contro l'Uri, l'attaccante nuorese lo scorso anno, capocannoniere nell'eccellenza italiana con 51 gol, 42 in campionato e 9 in Coppa Italia, ha chiuso il cerchio. Da dicembre nel Sulcis ha già inciso, siglando ben 6 gol in 6 gare di campionato. Un campionato di eccellenza, ma tutti i campionati sono assolutamente appassionati, con le prime posizioni che la combattono 4-5 società e altrettanto nelle posizioni di coda, e questo è lo spettacolo del calcio, è veramente uno spettacolo bellissimo e le squadre sono veramente, c'è da fare i complimenti alle squadre perché stanno veramente dando origine a dei campionati bellissimi. Penso che faremo anche una bellissima figura al turno delle regioni. Sì, ci stiamo ben preparando, andremo con 4 rappresentative per il quanto riguarda il calcio 11, per cui giovanissimi allievi juniores e femminile, vero? Femminile quest'anno, partiamo con il campionato di eccellenza regionale. Stiamo veramente facendo tanto per far ripartire il calcio femminile. Marongio e i suoi uomini andranno nella fase nazionale che mette in palio un posto in Serie D, già stabilita la data della doppia sfida nel turno degli ottavi, andata il 26 febbraio e ritorno il 4 marzo, che si disputerà con il Real Monterotondo Scalo. Perché non sono cresciuto con te e non c'è donna che possa competere e non c'è stella che brilla perché